Noi abbiamo deciso di presentare questa mozione che riteniamo importante perché va a toccare un numero di imprese regionali, direi, rilevante, e quindi anche di lavoratori che ogni giorno, ogni settimana fanno la loro attività e hanno un'attività di commercio ambulante in questa regione. Io, Presidente, non chiedo l'attenzione dell'Aula, quantomeno un minimo quella della Giunta e dell'assessore, perché sennò ha ragione Assessore, no? Assessore, siccome appunto è suo... Ecco. No, chiedo scusa al consigliere, ma almeno... Va bene, no, scusate anche in aula per cortesia, siccome vedo delle riunioni, pseudo riunioni intra-aula, se riusciamo un attimino a lasciare almeno al collega Sergo di poter... Grazie Presidente. Ma sì, dicevo, riguarda un settore molto importante delle nostre attività produttive. Noi nel corso di questi anni ci siamo anche già occupati, anche in quest'Aula l'anno scorso, del commercio ambulante, però mai in questi termini, nel senso che abbiamo deciso di presentare una mozione che tra l'altro è già stata discussa anche in altri consigli regionali, quindi è un argomento noto e immagino sicuramente sarà noto anche al Vicepresidente, perché se ne sarà parlato più volte anche a livello nazionale insieme alle altre regioni. Noi sostanzialmente chiediamo una cosa molto semplice, ovvero che il commercio ambulante venga escluso dal modo in cui è stata recepita la direttiva Bolkestein nel nostro Paese. Noi sappiamo che la direttiva dei servizi del 2006 è stata recepita in Italia solo nel 2010 con un decreto legislativo 59 e a nostro avviso c'è stata una grave dimenticanza, perché all'articolo 7 del decreto legislativo 2010 sono previste alcune specifiche attività che possono essere escluse dal recepimento della direttiva Bolkestein, ma tra queste non è stato inserito a livello italiano e quindi a livello del governo, quando ha presentato il decreto legislativo, anche il commercio ambulante. Questo sta creando negli ultimi anni tutta una serie di problematiche ovviamente agli operatori del settore, ai lavoratori, sia per quella che è l'incertezza che abbiamo avuto anche modo di affrontare pochi mesi fa, poche settimane fa, per quanto riguarda le concessioni demaniali, perché sostanzialmente la problematica è molto, molto simile, ovvero l'incertezza di non sapere per quanto tempo un investimento anche già affrontato può essere, si può essere previsto un guadagno da quell'investimento, e per quanto tempo appunto un imprenditore può fare affidamento su quella che può essere una concessione per far sì che il suo investimento venga riconosciuto anche dal punto di vista economico. Questa è una delle problematiche. Le altre problematiche che hanno, che vedono coinvolti gli operatori del settore sono quelli che l'Italia non solo ha voluto inserire o non ha voluto escludere dalla direttiva Bolkestein il commercio ambulante tra le attività appunto che potevano essere escluse, ma ovviamente recependo la direttiva anche per questo settore ha fatto sì che non siano più solo le imprese familiari o di società di persone a doversi o a potersi occupare di questo settore, ma ci siano anche le società di capitale e le cooperative. Questo ovviamente ha messo ancora di più in allarme i lavoratori, gli operatori. Qualcuno parla di possibili azioni da parte anche delle multinazionali verso questi, che stanno già ponendo l'attenzione verso i posteggi dei nostri mercati sostanzialmente,
ma c'è stato, dal punto di vista, appunto, come ricordavo prima, anche dalla conferenza Stato-Regione, un tentativo di arginare anche tutto questo già nel 2012, così come abbiamo recepito anche in questa Regione appunto l'anno scorso, ma questo tentativo, oltre a non essere, diciamo così, del tutto sufficiente per fugare quei dubbi e quelle preoccupazioni che ricordavo prima, è stato anche, tra virgolette, bacchettato dall'antitrust. Questo perché il garante della concorrenza ha individuato quelle che erano appunto le previsioni uscite anche dall'intesa tra Stato e Regioni come troppo favorevoli ai commercianti ambulanti. Ebbene, allora, di fronte anche a questo avvenimento del tutto nuovo, insieme anche a quella che è stata l'ulteriore proroga del decreto così chiamato mille proroghe, che fino al 31 dicembre 2018 fa sì che non ci siano più o altri bandi per la concessione di posti per quanto riguarda il commercio ambulante, ci ha portato, diciamo, a presentare questa mozione per innanzitutto portare il tema in aula, visto che ogni qualvolta ci siamo occupati di commercio non ci siamo mai fermati a discutere su questo tema, né sul fatto se sia giusto o meno far sì che all'interno della direttiva Bolkestein sia previsto anche il commercio ambulante, o meglio, ripeto, all'interno del decreto 59 del 2010. Questo noi abbiamo già avuto modo di specificare che la direttiva Bolkestein prevede la possibilità che ci siano delle limitazioni alle attività economiche. Ovviamente, come anche scritto in un dossier che poi ci avete anche girato per quanto riguarda questa mozione, un dossier presentato alle Camere, dove alcune proposte di legge sono già state depositate proprio per prevedere quello che stiamo chiedendo anche noi qui, ovvero l'esclusione del commercio ambulante dalla direttiva. In questo dossier viene appunto ricordato che le regioni ovviamente non possono intervenire con norme che prevedano l'esclusione per via diretta. Questo lo sappiamo, è materia dello Stato ed è il motivo per cui noi facciamo qui una mozione per chiedere appunto alla Giunta di continuare, qualora avesse già portato avanti questo tipo di discorso, o comunque di attivarsi affinché ci possa essere questa previsione, ma prevede anche che, se fatto per tutelare uno dei motivi imperativi di interesse generale, proprio così come già prevede la direttiva e proprio per le cose che abbiamo detto e ripetuto ormai negli ultimi 4 anni anche in quest'Aula, si possa prevedere l'esclusione del commercio ambulante proprio anche dal decreto 59. E quindi io credo che, detto questo, sia, diciamo così, doveroso non solo affrontare il problema anche da parte di questo Consiglio, ma quantomeno esprimere con forza una, diciamo così, una posizione che sia univoca in vantaggio dei moltissimi operatori del settore che chiedono semplicemente una cosa sola: di poter lavorare. Ci sono ovviamente molti di loro hanno anche una certa età, lo fanno ormai da tantissimi anni. Molti di loro, visto com'era diciamo così, il mondo del commercio anche prima della Bolkestein, hanno fatto dei progetti di vita, e noi con 2 righe da una parte non li abbiamo tutelati nel 2010, dall'altra li abbiamo messi, come dicevo prima, alla mercé del mercato, e questo chiaramente comporta tutta una serie di conseguenze molto gravi e molto negative, anche perché, ripeto, molti di loro quelle licenze le hanno anche comprate, quindi non solo gli sono state concesse. Io, Presidente, ho presentato anche un emendamento che è stato già anche distribuito, quindi diciamo così, lo illustro brevemente, poi se ci sarà modo interverrò eventualmente in replica. L'emendamento è molto semplice, innanzitutto appunto
come detto, noi non chiediamo solo di escludere il commercio ambulante dalla direttiva Bolkestein, ma anche perché nella direttiva Bolkestein non si parla di commercio ambulante, si parla di attività eventualmente economiche che poi ogni Stato membro può individuare, quelle che sono comprese all'interno e quelle che invece si possono escludere, tant'è che l'articolo 7 prevede quelle che si possono escludere. Ce ne sono un poche, c'è tra queste anche, ci sono i servizi privati di sicurezza, i servizi di audiovisivi, i cinematografici, i radiofonici, ci sono alcune attività che vengono escluse dalla Bolkestein, manca il commercio ambulante ed è il motivo per cui noi chiediamo che questo venga previsto dal 59/2010. Infine, il secondo paragrafo, praticamente il primo che andiamo ad aggiungere, prevede che per esperire i bandi anche in questa regione si aspetti quella che sostanzialmente è diventata la nuova proroga del decreto legge 1000 proroghe convertito con la 19/2017, come ricordavo prima, poche settimane fa, ovvero la fine del 2018. Questo per evitare, siccome la legge dice che i comuni possono farlo entro quella data, ci siano dei comuni che facciano, diciamo così, dei passi in avanti prima, sempre rispettando la proroga, ma fargli fare dei bandi in questo momento in cui probabilmente ci saranno dei cambi di legge in Parlamento, probabilmente ci sarà una nuova intesa Stato-Regioni a seguito anche di quello che ha detto l'antitrust. Ci sembra sicuramente quantomeno di calmarci tutti, mettiamoci a un tavolo, parliamone, ovviamente bisogna, come detto, parlarne anche a livello nazionale e troviamo una soluzione a tutto questo. Grazie.